che è insomma il giocatore più interessante. Attenzione intanto alla conclusione, Reggio molto bravo, invece Gioele Lazzari dà la punta di velocità, Tremolada una mano nel traffico, Sanson Toniazzo che fa tutto molto bene, poi la conclusione recuperata sul 23, qui la piccadigna, proprio Velasquez dentro per Febbo, l'azione che va di là, poi scende, tira la palla che si alza di un nulla e Marcon con una superiorità, un contropiede qui Marcon molto bene, poi la conclusione Fera e poi occhio perché parte il primo 2 contro 1 della partita, arriva Calvo, qui Tessarolo però legge molto bene questa pallina, Tessarolo dentro, Velasquez tagliato completamente la fase difensiva, andando a triplicare, porta, attenzione perché viene lasciato solo Vaghi, Sanson attenzione, recupera tutto Fiazza, Sanson e poi non ci arriva l'intervallo Pozzo, poi la palla resta lì, arrivare dal lato debole, poi occhio perché c'è Calvo davanti a sé, Fiazza, il palo, Montecchio si era addormentato dal lato debole, Piazza da lontano, Sanson, tutte le situazioni e infatti anche qui aiuta Lazzari, Lazzari recupera, questa volta Lazzari si lancia, Lazzari ha una mano, Fisca Scozia, centrale, facile la parata di Sanson che poi ora Velasquez, Sanson, la palla resta lì per la metà pista, Vaghi e la palla passa, intercetto ora Vaghi, Molada, c'è Lazzari, servito Lazzari e arriva il gol, il raddoppio del Seregno, il Montecchio è un po' sulle gambe, un po' tanto sulle gambe e dunque arriva il 2-0, bravo Marco Tremolada, va in orizzontale, Tessarolo, palleggio e va a concludere, ottavo, Calvo contro Reggio, Calvo il gancio, la piccadigna, la palla fuori, Marco Tremolada va a girare la pallina e Montecchio che non riesce a intervenire alla conclusione di Velasquez. Ora proprio Calvo da lontano col lei di destra, Calvo prova a mettere in mezzo la pallina, riesce ma su Dalla Valle chiude molto bene, poi Dalla Valle Caparbio recupera questa pallina, va da Reggio, Calvo, attenzione Velasquez, l'incrocio qua, occhio perché Velasquez arriva, poi Marcon, ma Fiazza recupera, la porta è spostata ma c'è il gol di Santiago Velasquez a 4:20 dalla fine, l'argentino firma la sua doppietta e dalla valle, dietro c'è rimorchio Calvo e poi Tessarolo, arriva sempre una frazione di secondo prima il Seregno, occhio Fiazza per chiuderla, la palla colpisce la base del imbattuta del girone A, occhio a Fiazza che se ne va, Fiazza, Sanson con il casco, di là non ce la fa perché Tessarolo lo ferma, ancora Tessarolo